Il gruppo nasce nel 1970 ed è il primo gruppo rock italiano ad uscire subito con un LP. Dei vecchi rimangono Roberto Fagotto, Luciano Zanardo e Alex Ciccio Viola. Pensate che le prime incisioni sono state prodotte da Pino Donaggio ed edite dal Carosello. Credo che non servano altre parole, è stato estremamente conosciuto, io mi auguro che sarà ancora conosciuto dai giovani, perché la ricerca musicale fa parte del loro DNA. Il mucchio! Ciao a tutti, volevo solo presentarvi, dopo la presentazione più che serena del nostro amico Tullio Carona, i miei amici ritrovati dopo qualche anno. Per primo Luciano Zanardo, il primo quello che ha formato veramente. Alla batteria abbiamo Matteo Ragazzo, il nostro giovincello. Alla chitarra Fabio Brunello, il nostro secondo giovincello. Il nostro cantante che dopo uscirà, lo sentirete. Qui Lorenzoni. Qui davanti a me il mitico, inossidabile Alex Ciccio Viola. C'è uno più inossidabile perché ha una certa età ormai, vabbè.